Eder. Mech. Pallister. Dai sacchi neri del Delfino allo scandalo Peperino, ombre e depistaggi nel caso Resinovic. 2 giorni fa abbiamo ricostruito la storia della pizzeria Il Delfino, il locale di Via Nordio, entrato di colpo nella vicenda di Liliana Resinovic dopo le rivelazioni del suo ex titolare sui sacchi neri. Oggi quel quadro si allarga. Sullo sfondo compaiono l'imprenditore Pietro Savarese, le vecchie inchieste sulle pizzerie del circuito Peperino e la trasformazione proprio di quell'indirizzo dove per anni ha lavorato il pizzaiolo che ora racconta di aver consegnato a Liliana 2 sacchi dell'immondizia. Tutto si inserisce dentro la stessa cornice. Chi sta contribuendo a costruire il racconto dei sacchi e a chi conviene spostare l'attenzione, mentre l'unico indagato per omicidio resta il marito, Sebastiano Visintin. Il nuovo fronte si apre con le dichiarazioni di Sergio Resinovic, fratello di Liliana, dopo l'intervista in cui l'ex pizzaiolo Alfonso Buonocore racconta di aver consegnato alla sorella, tra il 2019 e il 2020, 2 grandi sacchi neri della spazzatura. Secondo il suo racconto, Liliana li avrebbe chiesti con grande riservatezza, raccomandandogli di non dire nulla, nemmeno al marito. È un dettaglio che richiama in modo inquietante la scena del ritrovamento. Il corpo di Liliana, il 5 gennaio 2022, avvolto in 2 sacchi neri all'interno del boschetto vicino all'ex ospedale psichiatrico di San Giovanni. Per Sergio Resinovic però non si tratta di una svolta, ma di un'operazione pericolosa. Nelle sue parole emergono 2 concetti chiave. Primo, il tempo, perché un testimone che sostiene di avere un ricordo così preciso sui sacchi neri si presenta solo oggi, a distanza di anni, quando ormai il caso è tornato al centro dell'attenzione e la procura ha cambiato decisamente rotta. Secondo, il destinatario del racconto, perché Buonocore decide di andare a casa di Sebastiano Visintin e non in questura o in procura a riferire questi particolari. È su questo che il fratello di Liliana parla apertamente di tentativi di inquinare le prove. Da un lato dice che non crede a questa ricostruzione, dall'altro annuncia una querela nei confronti del pizzaiolo e chiede alla magistratura di intervenire davanti a quella che percepisce come una narrazione costruita per spostare il baricentro delle indagini. Già in precedenza Sergio aveva denunciato possibili depistaggi riconducibili al marito di Liliana, oggi indagato per omicidio e occultamento di cadavere. L'ingresso sulla scena di un ex esercente che porta in dote una storia perfettamente allineata alla pista del gesto volontario non poteva che accendere ulteriormente i sospetti. Intanto il procedimento penale su Liliana ha imboccato una direzione precisa. Dopo la nuova perizia medico-legale che ha demolito l'ipotesi del suicidio, la Procura di Trieste ha iscritto Sebastiano Visintin come unico indagato per omicidio e occultamento di cadavere. Sono state effettuate nuove perquisizioni, sequestrati abiti, coltelli da cucina, supporti elettronici e la GoPro con cui Visintin ha documentato i suoi movimenti la mattina del 14 dicembre 2021. In questo contesto delicatissimo, il racconto di un testimone che si presenta direttamente a casa dell'indagato per riferire episodi di anni prima, collegati proprio ai sacchi neri, appare quantomeno anomalo. C'è poi un elemento di tempo e di spazio che rende la storia ancora più complessa. La pizzeria Il Delfino, storica insegna di Via Nordio, secondo le ricostruzioni pubbliche ha chiuso i battenti proprio tra il 2019 e il 2020. Nello stesso locale, poco dopo, apre un nuovo esercizio con un'altra insegna, riconducibile a Pietro Savarese. Diverse cronache e recensioni indicano espressamente che il nuovo locale ha preso il posto dell'ex Delfino, confermando una vera e propria staffetta commerciale su quel civico. Se però si incrocia questo dato con il periodo indicato da Buonocore, ci si accorge che la sua finestra temporale è stretta e sfocata. Lui parla di 2019 o 2020, proprio gli anni in cui il Delfino si avvia alla chiusura e il locale cambia gestione. L'episodio dei sacchi non è impossibile, ma si colloca in un momento in cui quel posto è un cantiere, reale o metaforico, in cui tutto sta cambiando, dalla titolarità al nome e alla tipologia di attività. Più la cronologia si restringe, più diventa importante verificare ogni dettaglio, dal tipo di sacco ai rapporti reali tra Liliana e quella pizzeria, va passando per il ruolo che l'ex pizzaiolo aveva ancora in quel frangente. Qui entra in scena, sullo sfondo, la figura di Pietro Savarese.
È un imprenditore napoletano legato da anni alla ristorazione, in particolare a marchi di pizzerie molto noti in città e a una rete di locali che nel tempo ha attirato l'attenzione sia del pubblico sia degli investigatori. Proprio una parte delle sue attività è finita anni fa, sotto la lente della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, con ipotesi di trasferimento fraudolento di valori e riciclaggio, aggravate dall'uso del metodo mafioso. In quell'inchiesta, gli investigatori ricostruiscono un sistema di società in parte con base a Napoli e in parte operative nel nord Italia, che gestiscono ristoranti e pizzerie in diverse città. Gli accertamenti portano al sequestro di documenti contabili, computer e apparati elettronici e all'individuazione di un software di doppia contabilità che avrebbe consentito, secondo l'accusa, di occultare una quota importante degli incassi reali, abbassando artificiosamente i ricavi dichiarati. Il quadro che emerge è quello di locali molto popolari, ma con bilanci ufficiali che non rispecchiano l'effettivo giro d'affari. Parallelamente si aprono procedimenti di natura fiscale. Alcune società riconducibili alla stessa galassia vengono contestate per violazioni della normativa tributaria, con richieste di rinvio a giudizio per amministratori e soci. In passato lo stesso Savarese è stato assolto, anche in appello, in un procedimento per evasione fiscale molto pesante, e il suo difensore ha rimarcato come una parte delle ipotesi più gravi sia stata archiviata o ridimensionata. L'immagine pubblica dell'imprenditore, però, rimane legata a doppio filo a controlli, perquisizioni e dubbi sulla trasparenza della filiera economica. Savarese, dal canto suo, respinge ogni collegamento con la camorra o con capitali di provenienza illecita. In interviste e dichiarazioni difensive ha sempre sottolineato la tracciabilità degli investimenti, spiegando la struttura societaria dei suoi locali e attribuendo il sospetto di legami mafiosi a vecchie dichiarazioni di un collaboratore di giustizia relative a un prestito ricevuto anni prima dal padre, imprenditore nel settore alimentare. Secondo la sua versione, quel prestito non avrebbe mai contaminato le sue attività e gli accessi ripetuti delle forze dell'ordine avrebbero prodotto un danno di immagine enorme senza trasformarsi in condanne per riciclaggio. Questo è lo stesso imprenditore che in anni più recenti subentra proprio nei locali dove operava la pizzeria Il Delfino, aprendo un nuovo locale con diversa insegna. La geografia resta identica, cambia tutto il resto. Il civico di Via Nordio, che in passato è stato il posto dove, secondo il racconto di Buonocore, Liliana entra un giorno per chiedere 2 sacchi neri in gran segreto, diventa così uno dei tasselli di una rete di ristorazione abituata a convivere con verifiche fiscali, sequestri di documenti e retroscena giudiziari. A questo punto è indispensabile una precisazione netta per evitare qualsiasi lettura distorta. Non risulta alcun elemento che colleghi direttamente Pietro Savarese alla morte di Liliana Resinovic o a eventuali depistaggi sulle indagini. Le vicende giudiziarie che lo riguardano attengono alla gestione economica dei locali e a ipotesi di riciclaggio e di evasione fiscale, tutte da valutare nelle sedi competenti e su chiunque pende la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. Il nodo per chi analizza il caso Resinovic non è quindi attribuire responsabilità penali dove non esistono, ma leggere le sovrapposizioni di ambienti, nomi e luoghi alla luce della narrazione sui sacchi neri. Da una parte c'è un marito indagato per omicidio, con una routine quotidiana ricostruita attraverso video, tracciati e testimonianze, e una lunga scia di comportamenti pubblici e dichiarazioni che la famiglia di Liliana considera gravemente fuorvianti. Dall'altra arriva all'improvviso un ex pizzaiolo che, anni dopo i fatti, fa irruzione nel dibattito con un racconto che sembra scritto per sostenere proprio la pista che la nuova perizia ha messo in crisi, quella del gesto volontario. In mezzo, come scenografia, c'è il percorso di un locale che cambia pelle e proprietari, inserendosi in una rete economica che ha già incrociato più volte gli uffici della magistratura. Non è un collegamento diretto con l'omicidio, ma è un ambiente dove denaro, visibilità e rapporti personali si mescolano in modo tale che qualunque testimonianza tardiva va soppesata con estrema prudenza. I sacchi neri in questa storia non sono più solo l'oggetto materiale in cui è stato ritrovato il corpo di Liliana, ma diventano un simbolo che ognuno prova a tirare dalla sua parte. C'è chi li usa per dire che la vittima meditava da tempo il suicidio,
Chi li vede come la prova concreta di una messa in scena successiva. Chi, come il fratello di Liliana, li interpreta come l'ennesimo strumento per tentare di sporcare il quadro delle prove con ricordi tardivi e versioni difficili da verificare. Al netto di tutte le sovrastrutture restano alcuni punti fermi. Liliana Resinovic è stata trovata morta dentro 2 sacchi neri in un'area verde appartata. La procura oggi procede per omicidio e occultamento di cadavere con Sebastiano Visintin, unico indagato. L'ex pizzaiolo, che dice di averle fornito sacchi identici anni prima, dovrà spiegare in un'aula giudiziaria perché ha scelto il silenzio mentre il caso esplodeva sui giornali e perché ha parlato prima con il marito della vittima che con gli inquirenti. Il civico di Via Nordio, dove sorgeva il Delfino, è passato a una nuova gestione che penalmente non c'entra con il caso Resinovic, ma fotografa bene quanto denaro, quante relazioni e quante tensioni possano gravitare attorno a una semplice pizzeria di quartiere. Tutto il resto, dalle memorie dei sacchi alle ombre sulle gestioni, è materiale che dovrà essere verificato punto per punto, con un obiettivo solo: separare la ricostruzione dei fatti dai tentativi, consapevoli o meno, di costruire nuovi depistaggi attorno alla morte di Liliana Resinovic. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.